Riformare il settore sociosanitario veneto per rendere i servizi davvero alla portata di tutti i cittadini. È questa l'urgenza evidenziata dalla Funzione Pubblica e dalla Federazione Nazionale Sindacati CISL nell'ambito del convegno Sanità e Servizi Sociosanitari, quali servizi e con quale personale, organizzato a Padova il 22 giugno. I sindacati hanno presentato le proposte per iniziare una stagione di riforme del mondo sociosanitario ormai non più rimandabile. Gli oltre 200 delegati Funzione Pubblica e FNP da tutte le regioni hanno potuto ascoltare la ricetta CISL, messa a punto proprio per uscire dai decennali problemi di cui il settore risente. Il confronto che è stato attivato 2 giorni fa con il Ministro della Salute, con i segretari generali confederali, ha portato alcuni risultati concreti, dei luoghi nei quali si discuteranno alcune questioni che sono importanti per dare risposte di salute ai cittadini. Ci sarà un tavolo per poter ragionare di liste di attesa. Per Funzione Pubblica FNP CISL la prossimità dei servizi al cittadino è strategica e imprescindibile. Da almeno 20 anni, tuttavia, il settore sociosanitario veneto richiede una serie di riforme strutturali per adattare questi servizi alle mutate esigenze del territorio. I sindacati hanno così individuato 3 grandi partite che il Veneto può giocare sul fronte sociosanitario: la messa a terra dei progetti PNRR con il riordino dei servizi territoriali, la riforma regionale degli ATS ed infine quella dell'RSA, ormai urgente. Le riforme però non possono funzionare senza una visione d'insieme, sottolineano le sigle sindacali CISL, una visione che al momento manca alla Regione. Mantenere la popolazione anziana in salute con un percorso di prevenzione e di copertura di tutta una serie di reti che il Comune mette in atto per percorsi che garantiscono questo, di fatto riduce l'impatto poi sulla sanità. È una sfida comunque anche di miglioramento di quello che c'è. Non possiamo pensare semplicemente di crogiolarsi nel passato, anche se molte buone pratiche sono partite dal Veneto. In secondo luogo noi pensiamo che sia necessario con la Regione del Veneto fare un vero e proprio patto per la salute e il benessere delle persone, anche per riuscire ad ottenere dal governo le risorse che sono necessarie per non solo mantenere ma migliorare il sistema. Messa in rete di case di riposo e case di comunità, gestione unificata del sistema sociosanitario, valorizzazione contrattuale del personale, sono 31.000 gli impiegati totali, e razionalizzazione delle spese per abbassare le rette sono gli ingredienti principali della ricetta CISL per rendere possibile la riforma del settore. Senza assistenza territoriale migliaia, in futuro anche decine di migliaia di anziani rischiano una vecchiaia non dignitosa, uno scenario che le sigle sindacali CISL vogliono evitare ad ogni costo. Noi abbiamo individuato all'interno di quella che oggi sembra una criticità, cioè la funzione dell'RSA, che invece può diventare un'opportunità attraverso la messa a sistema dentro queste strutture, 330 in Veneto, per cui grande prossimità, tutti quelli che sono, molti di quelli che oggi sono i servizi che vengono previsti all'interno del DM 77 PNRR missione 5 e missione 6. In Veneto siamo messi purtroppo molto male perché questi sono servizi che non sono più appetibili per i nostri giovani, dando la possibilità, soprattutto a chi oggi è dentro le cooperative, terzo settore o contratto degli enti locali per l'RSA, di avere un contratto della sanità ci permetterebbe di gestire tutti i servizi che abbiamo detto, ma anche di dare un'opportunità alle persone perché questo lavoro sia appetibile e perché ci rimanga dentro.